Si è tuffato nel canale, ha raggiunto l'abitacolo, ha tirato fuori il fratello e lo ha riportato a riva disperato, ma non c'era più nulla da fare. Gabriel è morto sotto gli occhi dell'inseparabile gemello Riccardo. Una tragedia nella notte di San Donà. Gabriel Andretta ha perso la vita a 19 anni dopo che la sua Peugeot è finita fuori strada nel canale Grassaga, a Fossà, poco distante da casa, dove stava rientrando. Riccardo lo precedeva su un'altra auto, non l'ha più visto. È tornato indietro e si è accorto della vettura nel canale. Poi il drammatico epilogo, l'arrivo dei vigili del fuoco e dei carabinieri. In paese sono ore di shock. Romina Ceccato, presidente dell'associazione Alba Luci sulla buona strada, mamma di quel Riccardo Laugeni tra le 4 vittime del tragico incidente di Jesolo nel luglio 2019, conosce molto bene la famiglia ed è stata tra le prime a portare il suo conforto, trovando disperazione e lacrime. Un vuoto, una disperazione, una tristezza che, come dico sempre, non può essere colmata in nessun altro modo. Per lo più è una famiglia che conosco da molto tempo ed è stata molto anche vicina nel momento in cui è successo a me e ho voluto fare lo stesso anch'io. Sotto shock in particolare, il fratello Riccardo. Immaginiamo che immagine possa avere questo fratello e che cosa possa avere dentro, perché molte volte queste cose non passano da oggi in domani, hai sempre qualcosa dentro che ti rimane, quindi è un'immagine molto molto forte, una cosa molto dolorosa che ti rimane dentro. Ed è stato anche bravo, coraggioso nel provare a tentare di salvare suo fratello. Gabriel aveva frequentato l'Istituto Tecnico Tecnologico Statale Vito Volterra e ora studiava a Ca' Foscari. Con Riccardo militava nella squadra juniores del Musile 1000, che ha deciso di rinviare la partita prevista nel pomeriggio in segno di lutto, postando sulla pagina Facebook un messaggio di cordoglio. Ancora giovani vite spezzate, troppe per Romina Ceccato, che continua la sua battaglia su più fronti. Primo, maggiori investimenti sulla sicurezza. Se in quella strada ci fosse stato un guardarai, se quella strada fosse stata a senso unico, allora vogliamo prendere in mano la situazione, ma basta parole, perché mi sembra che ultimamente qua, cioè sto bollettino non sta finendo. Secondo, la sensibilizzazione. Questi ragazzi quando cominciano a fare anche le patenti, cominciano a guidare, dovrebbero andare sui posti dove le strade sono pericolose.